questa anteprima. Gustoso anche il duello tra i 22enni playmaker, Rannicco da una parte e Pecile dall'altro. Sarà partita vera dunque, il Roseto si schiera con Rannicco, Moltedo, Milic, Fajardo e Davis. Risponde alla Scavolini con Pecile, con il numero 7 Norm Richardson, con il numero 4 Miroslav Beric. Sotto canestro giocheranno il numero 10 Ken Lacey, il numero 13 Aaron McGee, che andrà a saltare insieme a Diego Fardo. Gli arbitri sono Tiziano Zancanella, Guerino Cerebuc e Pietro Pallonetto. Noi cogliamo l'occasione anche per unirci a tanti auguri cantato dal Palazzetto dello Sport prima della partita per i 50 anni compiuti da Phil Melillo, l'allenatore dell'Euro Roseto. Proprio un giorno prima questa gara, il 26 ottobre, Phil Melillo ha celebrato a Roseto il suo 50esimo anno di età. L'allenatore della Scavolini Pesaro che gioca in maglia rossa è Marco Crespi, che ha allenato Fajardo la passata stagione a Siviglia. Palla 2 e primo possesso della Scavolini con Andrea Pecile. Da questi a McGee, cerca l'anticipo Fajardo, non riesce, McGee va al tiro, sbaglia, recupera l'imbatto, sbaglia. Poi l'ultimo tocco è di Davis che è fuori dal campo. Vede bene Pallonetto, rimessa in zona di attacco per la Scavolini Pesaro. Se ne incarica il numero 4 Misha Beric, giocatore jugoslavo, preso in consegna da Milic. Beric, eccolo Beric in continuità, prende palla, il sottomano di Beric. I primi 2 punti della partita sono della Scavolini, li firma Beric, la cui marcatura è affidata a Marco Milic. Lo stesso Beric poi difende su Milic, Fajardo per Moltedo, su Moltedo c'è Richardson, eccolo Milic, vuole l'1 contro 1, c'è il fallo fischiato al numero 11 Pecile. Non sembrava avesse tante le idee chiare Cerebuc sul da farsi, poi ha indicato Pecile. Primo fallo Pecile, primo fallo della partita. 2-0 Pesaro, 9:25 a termine del primo quarto. Rannicco sul quale difende il Pecile. Da questi a Moltedo, cerca l'1 contro 1, non c'è aiuto, fallo di Richardson colto da Tiziano Zancanella. Già secondo fallo di squadra. Luca si prova subito a mettere in difficoltà i giocatori avversari con l'1 contro 1. Scelta giusta secondo te? Beh, insomma, le grandi squadre cercano sempre di avere grandi responsabilizzazioni, no? Di non scendere al compromesso della zona in difesa e di attaccare 1 contro 1, perché questo è poi il basket che fa più spettacolo. Ovviamente andiamo a vedere quali saranno i temi tattici. Il primo errore della partita per Roseto è di Benjamin Davis. Davis difende su Lacey, mentre Fajardo è su McGee. Pecile esce da un blocco e riceve Richardson. Ora si sono scambiati la marcatura Milic e Moltedo. Moltedo è su Beric, mentre su Richardson va a segno McGee. 4-0 Scavolini, primi 2 punti anche per Aaron McGee. Non so se è un cambio sistematico quello degli esterni, Milic che va sia su Beric che su Richardson, e lo stesso fa Moltedo. Vedremo dopo con Lorenzo Settapanella sull'errore ora dell'Euro Roseto. Recupera palla ancora la Scavolini, inizio contratto dell'Euro in attacco. Pecile per Beric, ora c'è di nuovo Milic su Beric, prende il tiro da 3 Beric, un airball il suo, reclama un fallo che non c'è. Rannicco per Milic. I primi 2 punti di Roseto vengono da una transizione conclusa da Marco Milic. Primi 2 punti Roseto, 4-2 Scavolini in attacco con Pecile. Pallone per Richardson sul quale c'è Moltedo, c'è l'aiuto su Richardson. Lo stesso Richardson riconquista il pallone che aveva per un attimo perso, sbaglia, poi Lacey per un attimo solo controlla la sfera che viene recuperata da Rannicco. La transizione di Rannicco, l'assist per Fajardo, sbaglia da sotto incredibilmente Fajardo. 7,5 al termine del primo quarto. Richardson sbaglia, tap in, sbaglia, recupera, sbaglia, fallo di Moltedo. Ma già Luca si capisce una cosa, in questi primi frangenti è più presente al rimbalzo, almeno sembra più reattiva al rimbalzo la Scavolini. Sì, ma è anche vero che Roseto ha preso 2 buone iniziative sulla transizione. Milic ha fatto canestro, Fajardo ha sbagliato un rigore a porta vuota. Il problema è che queste prime fasi di gioco sono confuse, le squadre si stanno ancora studiando. Pesaro non è la Pesaro grandi firme di Blair, di Booker e di altri contratti pesanti, è la
Pesaro più combattente, no? Più guerriera di coach Marco Crespi, sono dei collegiali giovani, vogliono far bene, vogliono mettersi in mostra, e quindi non è vero che poi Scavolini ha fatto un passo indietro, ha fatto una squadra diversa con un occhio al banco. 0-2 Richardson, Rannicco, pallone per Milic, penetra e scarica per Fajardo, parità 4-4, questa volta l'Hidalgo Diego Fajardo non ha sbagliato l'appuntamento con il canestro, l'assist di Milic, Pecile penetra, scarica molto bene per Lesi, fallo di Moltedo, andrà in lunetta per 2 tiri liberi l'ex giocatore di Biella, Ken Lesi. Le marcature, Lorenzo, sono McGee, Davis, Fajardo, Lesi. Anzi no, scusami, sì, così. Sì, 4 contro 4, 5 contro 5, senza alcuna inversione. Per ora Fajardo tiene bene il più pesante McGee, che però ha dei piedi molto veloci, quindi il Menilo ha ben pensato che nonostante Davis avrebbe potuto pareggiare la stazza, nonostante questo i piedi veloci di McGee potevano metterlo in difficoltà, mentre Fajardo probabilmente è più coperto difensivamente da questo punto di vista. Vediamo dopo se magari questa marcatura può subire un'inversione. Rannicco, 2-2 Lesi, più 2 pesano, 4-6 il punteggio. Milic, scarica per Rannicco, ha spazio per la tripla, non va. Rimba di Davis, a segno Benjamin Davis. 6-6, primi 2 punti di Benjamin Davis. Per Roseto hanno segnato Milic, Fajardo, Davis. Pecile in possesso di palla. La penetrazione di Pecile, l'arresto, il tiro, 2 punti morbidi di Andrea Pecile. Primi 2 punti per il giovane playmaker della Scavolini e della nazionale italiana, Andrea Pecile. Luca, ricordo la partita con la Kinder 2 stagioni or sono e poi credo che il pubblico di questa sera sia il secondo di sempre, almeno qui a Palasalara a livello di Serie A. Sono contento, è il derby dell'Adriatico, è da sempre, ovvero dagli anni in cui Roseto è andata in Serie A, o meglio è tornata, una gara sentitissima. C'è stato già qualche assaggio in A2, adesso in A1 molto degnamente sia per Pesaro, che questa sera festeggia la gara 1500 che ha 2 scudetti nel suo palmarès, sia per la piccola Roseto, che però non vuole sfigurare al confronto della più titolata cugina marchigiana. Intanto Pecile aspetta fin dalla propria metà campo Rannicco, il possesso di palla ora è Milic, l'1 contro 1 di Milic, numero che non trova il canestro avversario. 8-6 Scavolini, 5-45 a termine del primo quarto. Richardson in possesso di palla, pallone per Lesi, cerca lo scarico, trova Beric, su Beric ora c'è Moltedo, l'1 contro 1 di Beric, il sottomano sbagliato di Miroslav Beric. Rannicco per Moltedo, va fino in fondo Moltedo a impattare nuovamente. 8-8, primi 2 punti di Juan Manuel Moltedo. Giorgio, vedo male o Pesaro l'azione prima del contropiede ha difeso triangolo e 2? Non ne sono certo, ma non sarebbe nuovo Crespi a fare queste alchimie. Vedremo ora nel proseguo della partita. Intanto il fallo è del numero 10 Fajardo e c'è il primo time out della gara chiesto da Phil Melillo. 8-8, l'unico dato rilevante in questo avvio in attacco non proprio preciso da parte delle due squadre, che per Roseto hanno segnato già 4 quinti del quintetto. Sì, hanno segnato 4 quinti del quintetto, ma sono stati venuti fuori tutte le volte da contropiedi, quindi questo dice qualche problema nell'attaccare una difesa schierata che, se non vado errato, come ti dicevo prima, a me era sembrata una triangolo e 2 con Pecile e Richardson a uomo su rispettivamente Rannicco e Moltedo, gli altri 3 messi a zona. E Marco Crespi è un maestro nel creare trappole difensive e alchimie, lui è un grandissimo lavoratore, ricordiamo un grande risultato nella sua carriera, portare Biella 2 anni fa in A1 al termine di un'annata eccezionale, poi emigrare a Siviglia e lì a Siviglia accogliere tra le proprie braccia Diego Fajardo, in uscita da Verona, a sua volta che sostituiva Peter Guarasci, quindi c'è un po' di Roseto anche in questo episodio. Bene, grazie a Lorenzo, esaurito il primo time out della partita richiesto da Phil Melillo. In lunetta il numero 10 Ken Lesi sul punteggio di 8-8 per Lesi, già 2 su 2, il percorso netto dalla linea della carità.
la sciarpata della curva nord imponente oggi, gremita in ogni centimetro disponibile. 1 su 2, Lesi 3 punti per il centro della Scavolini, 9-8 il punteggio, più 1 Pesaro, e vedremo se è triangolo 2 la difesa sull'errore di Moltedo e di Davis. Il tap-in vincente di Fajardo, sorpasso, primo sorpasso della gara per l'Euro Roseto con il 4º punto personale di Diego Fajardo in tap-in. Pecile, pallone per Richardson, scivola Davis, poi rinviene in maniera fallosa, era scivolato su una chiazza di sudore Benjamin Davis, bisogna asciugare. Speriamo che i ball boy posti sotto al canestro se ne avvede in lunetta Kevin Lesi per 2 tiri liberi, 4º fallo di squadra Roseto. Sbaglia il primo Lesi, 3 su 5 per lui dalla lunetta fin qui. 4 minuti e 40 al suono della prima sirena, partita vibrante fin qui, 0 su 2 per Lesi, restano 3 punti personali del numero 10 Lesi, che ricordiamo taglia legna insieme a Bugayev nel Biella che vinse la 2 con coach Crespi, lo ha voluto a Pesaro per fare quel lavoro scuro sotto le planche. Non è un fenomeno di mano educata e ovviamente si vede. Ora fallo fischiato da Zancanella a Fajardo che voleva lo sbarcamento backdoor, ha tagliato fuori offensivamente il proprio difensore. Movimento falloso secondo Tiziano Zancanella. Si resta sul 10-9 Roseto, 4:20 al termine del primo quarto. Pubblico davvero delle grandissime occasioni qui al Pala Salara. Pecile, palleggio, arresto, tiro, canestro. Sorpasso ancora Pesaro, 10-11, 4º punto personale di Pecile, che ha imparato quel movimento e lo fa con una precisione straordinaria. Davis, pallone per Milic, guardate Fajardo come deve lottare con McGee, poi Moltedo va al tentativo di sottomano, la chiusura fallosa del numero 13 Aaron McGee. Primo fallo per il numero 13, un 23enne pivot di 2,5 metri in lunetta. Moltedo si prepara Callan. Luca, Sì, vediamo di chi prenderà il posto. Quel McGee mi ricorda un altro McGee, tale Kevin, aveva lo stesso bicipite, credo lui però fosse ex lavoratore di fonderia. Aaron invece è un mancino che viene dal college, ha avuto un'infanzia più agiata. Moltedo con il primo va a impattare, 11-11, 3:54 alla fine del primo quarto. Sbaglia il secondo Moltedo di Pecile, si resta in perfetta parità, 11-11. Ci sono 3 punti fin qui per Juan Manuel Moltedo. Questi è McGee, il raddoppio di Davis, si alza, prende il tiro dall'angolo McGee, lo fa con un buon canestro, mano morbida quella di McGee dalla tacca laterale. Per lui si tratta del 4º punto personale, più 2 Pesaro, sempre seduto sul cubo dei cambi Dan Callan. Fajardo vuole l'1 contro 1, si gira a fatica, sbaglia, poi Milic va per il tap-in, non gli riesce, pallone recuperato da Pesaro. Peric va al tiro da 3 rapido, Peric il giocatore a mio modo di vedere da buttare fuori l'anno scorso per la Scavolini, per ora trova questa tripla McGee con un tiro da 3, forse una cosa che non gli si conosce, Lorenzo. No, lui è un giocatore di dimensione essenzialmente interna, a Pesaro sperano di farne il nuovo De Marco Johnson, rispetto al quale ha molto più fisico ma anche molta meno classe, anche se stasera sta facendo di tutto per smentirci, ha cominciato questa gara in maniera perfetta sia in difesa che in attacco. Milic va a replicare, 13-16 il punteggio, meno 3 euro. In attacco la Scavolini, va al tiro da 3 punti, lo sbaglia Pecile. Poi Milic riesce a deviare il pallone nelle mani di Moltedo. A segno, credo Milic. Poi recupera la palla ancora Moltedo, assist per Milic. Viene giù il Palasport. Viene giù il Palasport. 6-0 firmato Marco Milic. Crespi arriva a metà campo a chiamare il time out
Lorenzo Marco Milic. Sì, queste scene sono le tipiche scene per le quali Marco Crespi fucilerebbe 1-1 i propri giocatori. Marco Milic è stato bravissimo a ricucire lo strappo pressoché da solo. Talento di un giocatore importantissimo per la squadra di Roseto. Si era visto anche in Coppa contro lo Seleznik quanto importante sia l'impatto di Marco Milic, che quando gioca ai suoi standard è un valore aggiunto, quando invece è assente questa squadra soffre maledettamente, perché le manca un grande scorer come Morrò, e inoltre quando manca Milic in quei momenti di ebulia la squadra ne risente fortemente. È un tema tattico importante perché la sua stazza e il suo atletismo pesano non ce l'ha in nessun ruolo. Luca, l'effetto Milic, 6 punti consecutivi, parziale di 6-0 Roseto, dal massimo svantaggio -5 al sorpasso. Milic può essere veramente l'uomo che può fare la differenza in questa partita. Sottolineo sempre il fatto, ormai da molte stagioni, da quando commentiamo insieme queste gare interne del Roseto, che se la si butta in cavalleria sulla grande volontà, sulla grande pressione. Eccone un esempio: Roseto ha grandi chance. Rannicco ruba palla, va fino in fondo, Teemu Rannicco, primi 2 punti per lui. Anche Rannicco dunque va a segno del quintetto di Roseto, hanno praticamente segnato tutti, parziale aperto di 8-0 per l'Euro. Richardson, guardate la marcatura molto intelligente, l'aiuto al recupero di Davis, Richardson palleggia, resta tiro, errore, fallo di Callan. Fallo di Callan, e il primo fallo di Dan Callan. In lunetta McGee. Dan Callan che ha marcato molto bene prima McGee, tenendo la posizione più in basso e toccando il pallone, che poi ha attivato con la transizione conclusa da Rannicco. Quindi Callan, che non vive un grande periodo di forma, stasera sta cominciando molto bene invece. McGee va a segno dalla lunetta con il primo, 8° punto personale come Milic, migliori realizzatori della partita. 2 su 2 per McGee, 9 punti personali, accorcia, torna a -1 Pesaro, 19-18 a 1 minuto e mezzo dal termine di questo primo quarto. Ricordiamo che sono 2 gli ex in campo, Federico Pieri che non sta giocando e Moltedo che invece in questo momento è nel quintetto, e 2 dietro la scrivania del Roseto, vale a dire il vicepresidente Bianchini e il direttore sportivo Massimo Cornelli. Canestro buono dovrebbe essere di Rannicco, canestro buono e tiro libero aggiuntivo per Teemu Rannicco, tiro libero aggiuntivo per lui, gran canestro di Teemu Rannicco, non buono? Sì, canestro buono e rimessa, canestro buono e rimessa. Che credo non si possa fare. Succede se un giocatore segna e si ravvisa un fallo dall'altra parte del campo lontano dalla palla e quindi non c'è continuità nei movimenti, però questa cosa mi sembra proprio strana. Ora c'è un tackle scivolato di... non era buono Sì, ma c'era Zancanella, non poteva essere buono quel canestro. non era buono il canestro di Rannicco, dunque 19-18. E infatti non si poteva fare, non è stato fatto, almeno questo non è stato fatto. Si resta sul 19-18, ma c'è Milic in lunetta per 2 personali, Marco Milic, fin qui ottimo impatto sulla partita per lo sloveno di Crani. È corto il primo tiro libero. Io ricordo sempre a Lorenzo che aveva detto che aveva una buona mano dalla lunetta Marco Milic. Guarda, quando giocava in Fortitudo una volta fece 10 su 11 dalla linea e fu determinante in più di un'occasione anche dalla lunetta per la Fortitudo. In compenso Roseto è migliorato decisamente nel tiro da 3 punti, quindi non ci lamentiamo. Perfetto, ancora un fallo Scavolini, il numero 4 di Miroslav Peric. Moltedo in lunetta, poi cercheremo di svelare l'arcano della conferma di Peric, forse il contratto forse quasi miliardario che Pesaro aveva un biennale con Peric, ha dovuto onorarlo. Credo che Scavolini ne avesse fatto volentieri a meno. Sì, ma credo che avesse un biennale di quelli che non si possono toccare, dovrebbe essere l'unico motivo della canzone. Moltedo va a segno dalla lunetta con il primo, 4° punto personale, diventano 5 punti di Juan Manuel Moltedo. Ora sì, è 21
a 18 euro. Più 3 per la formazione di Filmelillo. Beric, Richardson, Lesi, ancora Richardson, l'aiuto di Davis, non riesce a evitare il passaggio per Lesi che sbaglia dalla media, rimbalzo di Davis, pallone per Rannicco che poi dà un'occhiata alla panchina, mano laterale. Si consulta sempre con Melillo prima di chiamare uno schema il giovane Temo Rannicco, perde palla ora Moltedo, arriva Beric e sfonda. Mamma mia signori, mamma mia, vi voglio sapere, c'è gente che barra sui documenti, questo barra, non aveva mai giocato a pallacanestro prima. No, come lontano il Beric che è stato visto nel Partizan, o insomma essere tiratore, Giocato lì a Belgrado poi. sai, era un giocatore di livello internazionale, è stato davvero, insomma, lo vediamo male in arnese, ecco, possiamo dirlo. Probabilmente avrà un gemello in Jugoslavia. Rannicco taglia a fette la difesa, Rannicco taglia a fette la difesa. L'ultimo show di Rannicco come al solito va in onda nell'ultimo minuto di gioco, 23-18 a termine del primo quarto, il riepilogo dei tabellini. Luca. Sì, Rannicco è il tiratore dell'ultimo secondo per l'Euro. Rannicco 4, Fajardo 4, Milic 8, Moltedo 5, Davis 2 per la Scavolini, 2 di Beric, 3 di Lesi, 4 di Pecile, 9 di Meghi. Argomento extra basket, separati dalla nascita Marco Crespi e Gad Lerner. Lorenzo, abbiamo un minuto e mezzo per parlare di questo primo quarto. Direi un Euro che se non altro ha difeso molto bene, credo. È vero che ha dovuto spendere qualche fallo, Pesaro è andato più volte in lunetta rispetto a Roseto, ma ha attaccato particolarmente bene negli ultimi 3 minuti. Quando c'è stato quello show di Milic, il solito Rannicco che cresce di partita in partita, non so se sei d'accordo. Cresce di partita in partita per qualità di decisioni. La lucidità secondo me l'ha sempre avuta, lui è un playmaker che ha in pugno il quintetto, il suo rendimento era scemato un pochettino nel corso delle passate partite quando ha avuto delle brutte medie di tiro, invece stasera sta prendendo anche delle ottime iniziative in penetrazione e Roseto va bene, Roseto è ottima se può distendersi in transizione, ma ovviamente la transizione si attiva se difendi forte, se recuperi palloni che ti permettono di correre. Pesaro ha subito questo scossone nel corso degli ultimi 2 minuti, siamo certi che Marco Crespi prenderà delle contromisure. Adesso dentro Gigena al posto di un Scialbo Beric, Gigena che non è assolutamente il mio giocatore preferito. Che contro Roseto. Ma che contro Roseto di solito si diverte, è un giocatore al quale non mancano tuttavia aggressività e reattività al rimbalzo offensivo, quindi attenzione a tagliare fuori questo giocatore che non è enorme però prende tanti rimbalzi offensivi. Uscito Peric, è uscito anche Milic, è un caso Lorenzo? È un caso, io credo che no, non è un caso, credo che Filmelillo voglia dare minuti a Radosevic per cercare di dargli il timing offensivo della gara, ma senza Peric probabilmente non c'è un grande pericolo offensivo nonostante il rendimento non esaltante di Mishaber. Tanto Davis comincia con il piede giusto questo quarto punto personale, 25-18, massimo vantaggio della gara da una parte e dall'altro. Richardson penetra e scarica per Lesi, pallone buttato via per Cori Albano e non un bell'asse questo Lesi Albano in questo frangente. No, soprattutto da quando Albano non ha più la sua Romina. Adesso la battuta ci sta perché Albano fa parte del quintetto canterino, però Albano è ex campione d'Europa lo scorso anno con il Pana, è venuto a fare il cambio di unghie a Pesaro con Christoffersen che è sul cubo dei cambi. Vediamo quanta sostanza saprà aggiungere Cori Albano che si guarda con Dan Callan. Sarà un derby scandinavo tra Rannicco che è finlandese e Christoffersen che è danese se non sbaglio. Davis dal post alto, lunga la sua conclusione sul secondo ferro, il rimbalzo è del Silvio Gigena, anima operaia di questa Scavolini, 25-18 più 7 per la formazione di casa della Euro Roseto a 8 minuti e 48 dall'intervallo. Vedete il raddoppio sistematico sul pick and roll dei giocatori di Roseto. Pardo ha spiegato a sottocanestro che si tratta di regole difensive che questo Roseto ha.
il fallo del numero 20 Davis e purtroppo manda in lunetta per 3 tiri liberi Andrea Pecile. Torna in campo Fajardo, esce Davis che ha 2 falli sul groppone, esce Lesi ed entra il numero 15 Christoffersen nella Scavolini Pesaro. Cosa cambia, Lorenzo? Ma cambia che Christoffersen è l'unico pivot puro, l'unico centro puro del roster di Marco Crespi, giocatore dalla stazza imponente, 2,18 m per oltre 130 kg, che corre in maniera sorprendente se si pensa che è così alto e così grosso, però è ovvio che Pesaro guadagna in presenza dentro l'area, perde un pochettino in reattività perché Lacey è un giocatore molto più rapido e molto più atletico, però questo è un giocatore che dicono impari a vista d'occhio e migliori di giorno in giorno, può essere importante perché è un giocatore di stazza davvero internazionale. Speriamo non sia un altro Anno Mottola, mentre si prepara ad entrare in campo anche Matteo Malaventura, visto dalle parti dell'Abruzzo in quel di Teramo. Triangolo 2, se non sbaglio. Rannicco da quasi 8 metri va al tiro da 3, sbaglia il fallo, il fallo è fischiato a chi? Al numero 10 Fajardo, fallo in attacco, ha rimediato anche una gran botta al naso, purtroppo è il terzo fallo di Fajardo. Si alza Sartori, toglie la tuta ed entra Sartori che dovrà spendersi su Albano, Lorenzo. Sì, sicuramente Mauro Sartori va a cambiare l'assetto tattico di Roseto. Cory Albano è un 4 che però gioca lungo la linea dei 3 punti, quindi Firmelino vuole pareggiare l'assetto tattico di Crespi e perché no cercare di ferire la sua difesa con qualche tiro da 3 punti. Richardson per Albano, va al tiro Albano, sbaglia il rimbalzo di Gigena che con un ottimo gesto tecnico riesce comunque a tenere vivo il palleggio senza incorrere nell'infrazione di passi. Richardson, l'aiuto di Callan, si infila tra 2 persone, Richardson si arresta, va al tiro dalla linea di tiro libero, va a segno 25-21, sono i primi 2 punti di Richardson, un folletto abituato ad accendersi a fiammate. Luca. Sì, in casa nell'ultimo impegno di Pesaro ha vinto lui la gara, intanto Moltedo impiomba un triplone, ha vinto lui la gara contro la squadra di Pancotto prendendo 12 rimbalzi e facendo credo 27 punti, quindi grande qualità per questo folletto. È giovane, forse gli si può riconoscere l'attenuante della giovane età perché come dici tu tende ad innescarsi a tratti. Intanto c'è time out chiesto da Marco Crespi sul fallo in attacco di Albano, Lorenzo, e Melillo che fa alzare Federico Pieri, mettere pressione forse sulle guardie, sugli esterni. Sì, innanzitutto il time out di Crespi credo che sia stato originato dal fatto che a Crespi non sia piaciuto il tiro da 3 punti subito da Moltedo, di cui era colpevole un giocatore in ritardo nel corso di una rotazione. Adesso Melillo vuole mettere dentro Federico Pieri per registrare la difesa, bisogna vedere se lo vuol mandare addosso a Richardson o più probabilmente addosso a Pecile, che qualche grattacapo alla difesa rosetana lo ha dato. Pecile ha subito Rannicco e Rannicco ha subito un po' Pecile. Con Federico Pieri Filmelillo vuole mettere un tampone alla fonte del gioco pesarese. Bene, c'è ancora in corso di svolgimento il time out di Marco Crespi. Ora Zancanella richiama le formazioni in campo con il mascotte Gabriele, con la mascotte Gabriele che segue tutti i time out di Phil Melillo, magari chissà è un aspirante allenatore per il futuro, potrebbe cominciare dalle giovanili visto che è una mascotte. Pieri in campo al posto di Rannicco. È entrato Malaventura, non c'è più Pecile, quindi probabilmente si tratta di dare fiato rispettivamente a entrambi i registi. Intanto Radosevic fa vedere che se ha un centimetro di spazio non perdona. Radosevic, massimo vantaggio Euro, più 9, 30-21. Gigena lunga la sua conclusione, rimba di Federico Pieri, altro ex della partita insieme a Moltedo, sono tutte e due nel quintetto, penetra e scarica per Sartori, ancora Federico Pieri, 6-45, l'applauso convinto del popolo rosetano per questa Euro che ora brutto tiro di Sartori, una mattonata letterale la sua. Ancora Moltedo va a prendere un fallo sotto canestro. Le iniziative di Juan Manuel Moltedo
sono guidate da un elemento superiore. Lo vedo sempre fare la cosa giusta e non so se sia colpa mia che ci vedo doppio, Luca, o se veramente Moltedo sta facendo sempre la cosa giusta. Sai, lui è un po' Paolo Moretti, ha buona tecnica, non è un fisico, capisci? Non riesce ad imporre la supremazia fisica, non è un cristone, quindi è molto intelligente cestisticamente e fa la cosa giusta. Credo che Mauro Sartori abbia bisogno di una tripla di sblocco, ovviamente i rosetani fanno un gran tifo per Mauro. Sbaglia il primo tiro libero Juan Manuel Moltedo, che ha 8 punti all'attivo fin qui. Sale a quota 9, 1 su 2, 31-21, massimo vantaggio della gara e soprattutto parziale di 8-3 in apertura di quarto. Solo 3 punti segnati in 3 minuti e mezzo. Beric è stato graziato questa volta dagli arbitri. 31-23, quarto punto di Beric. Ci potevano anche essere gli estremi di un fallo in attacco, non ravveduto comunque dagli arbitri, non ravvisato dagli arbitri. Moltedo per Radosevic, la penetrazione, l'errore di Radosevic, la rimessa in zona di attacco è dell'Euro. Poi si scusa Zancanella che ha fatto segno un'altra cosa, chiede scusa a tutti, anche al pubblico. Guardate, Zancanella è simpatico, dai, se vuole può essere anche simpatico. Nostro amico, io poi sono solidale con i suoi diametri. Rimessa in zona di attacco per l'Euro con Federico Pieri. 31-23, 6 minuti, 2 secondi per chiudere questo secondo quarto. Pieri per Radosevic sul pick and roll, gioca a 2 con Callan, ottimo gioco a 2, Callan, Radosevic, primi 2 punti per Dan Callan, che erano 3 partite consecutive che non segnava tra Coppa e campionato, anzi 4 se ci mettiamo anche Valencia, quindi ritrova quantomeno 2 punti. McGee sbaglia, di certo Callan ha un po' limitato McGee, Lorenzo. Sì, questa è la sua partita, se lui deve opporsi con il torace ad un giocatore di pivot basso, non tanto alto, anche se grosso e atletico, lui non ha problemi. Se invece deve opporsi a un giocatore di 2,10 che salta, per lui scende la notte. Adesso intelligente anche Radosevic a imbeccarlo, quindi dargli l'opportunità di fare canestro in attacco e può essere moralmente anche la sua partita. Sono contento perché Dan Callan è un giocatore di utilità enorme per questa squadra e questa squadra deve sfruttarlo. Grazie Lorenzo. Dunque Dan Callan ha limitato comunque McGee, che è stato il migliore dei suoi nel primo quarto, 9 punti all'attivo, non ha ancora segnato in questo secondo quarto. 5-22 all'intervallo, ancora un fallo lucrato da Roseto, che sta giocando con un cinismo, con un'intelligenza davvero da grande partita. Luca. Sono contento anche nel vedere Federico Pieri, che sta ovviamente dando minuti di qualità al Finnico Rannicco. Mi ero distratto perché Aaron McGee ha fatto una mezza samba sfascia panchine mentre si stava sedendo. Radosevic da 3, sbaglia tutto, Milic per Sartori, 35-23, va a segno anche Sartori, numero di Marco Milic sull'errore abbastanza evidente di Radosevic, da una cattivazione a un miracolo balistico sull'asse Milic-Sartori, passi di Beric nel pallone Pesaro e torna ad alzarsi dalla panchina Pecile. Credo che Crespi voglia tirar via Malaventura, Lorenzo. Eh sì, perché da quando è uscito lui, da quando è uscito Pecile, la Scavolini ha accusato un parziale abbastanza doloroso. Roseto difende in maniera egregia, si distende in transizione, effettua con puntualità i raddoppi e Pesaro sta accusando un momento di grande fatica. Ancora una rimessa in zona di attacco sulla stoppata di Lesi e danni di Sartori, 12 secondi alla fine di questa azione, 4:39 alla fine del quarto. Pieri da 3 ci prova, scheggia il secondo ferro, la sua conclusione: non è un tiratore da 3 e secondo me non è stata una buona scelta la sua. Malaventura in possesso di palla, pallone per Lesi, sul quale esce Callan ora. Beric, Malaventura, Richardson, triplicato addirittura. Beric penetra, cerca di scaricare, non è fortunato Milic in questo aiuto. Restano 6 secondi da giocare per chiudere questa azione. Melillo lo comunica a Callan e a tutti i giocatori. Esce Malaventura come annunciato, rientra in campo il numero 11 Pecile. Più 12, vi vogliamo così, urla
la mitica curva nord. Roseto che è ripartita, lancia in resta, 12-5 di parziale, quasi un recupero di palla, poi Pecile riesce a tenere comunque il possesso, sono stati azzerati anche i 24 secondi, ha un'altra azione Pesaro, Beric va al tiro, sbaglia, il fallo è di Callan, giusta questa volta l'interpretazione di pallonetto, fallo del numero 6 Callan, si prepara a tornare sul parquet, anzi ad andare sul parquet Clarence Gilbert, un po' dimenticato da Crespi nell'ultima partita, addirittura 2 minuti in campo. Luca. Sì, di lui si dice che Pesaro non abbia bisogno perché c'è Pecile, poi magari Crespi dà fiducia a Malaventura, lui è un play, adesso provano a giocare insieme Pecile e Gilbert, vediamo cosa combina questo giovanotto di colore. Di certo Beric non ne combina una buona nemmeno dalla lunetta, 1 su 2 per lui. 5 punti di personale di Beric, 35-24 più 11 Roseto. Roseto che sta difendendo in questo secondo quarto davvero appena 6 punti lasciati alla Scavolini, che ora mi sembra zona piena, Lorenzo. Sì, ma probabilmente era un accenno di zona. Pecile era pronto a raddoppiare su Milic, se Milic si fosse girato sul lato interno della lunetta, invece sfruttando la linea di fondo il raddoppio non si è attivato e Milic ha fatto quello che È sembrato un po' Turl, una trottola Marco Milic in questa occasione, ha quel movimento nelle corde, ora anche la difesa di Melillo mi sembrava adeguata. Milic è un giocatore che ha un cuore immenso davvero, si tuffa anche oltre le transenne per cercare di tenere il pallone in campo. Milic, reduce dal corso di svitamento e contorsionismo, ha mandato a spasso Beric che è davvero assente, ha fatto un canestro di grande qualità in attacco. Ora esce Sartori a cambiarsi con Milic, a marcare su Beric che va a tiro da 3, ora Beric colpisce. 37-27, tripla di Beric che ha nelle corde questo movimento, peccato per Pesaro che lo abbia dimenticato spesso in questo anno e mezzo, meglio per Roseto e per gli avversari della Scavolini. L'errore di Federico Pieri, ancora la transizione di Beric che per evitare la stoppata sbaglia, poi va al tap-in Gigena e allora ci pensa Melillo questa volta a richiamare i suoi. Due brutte iniziative a mio modo di vedere di Pieri in occasione del tiro da 3 con 12 secondi da giocare, anche questo contropiede che fondamentalmente non c'era, soprattutto se a condurlo era lui che non è certo il più veloce dell'Euro. Sì, soprattutto poi se hai in campo Milic vicino a canestro, una dose sul perimetro, è più logico che tirino loro, tiri uno dei due. Credo che Phil Melillo abbia chiamato time out anche perché vuole parlare con Sartori, vuole dirgli di essere maggiormente reattivo e credo che Pardo sia prossimo al rientro. Dall'altra parte da considerare il fatto che Pesaro gioca con un solo lungo di ruolo e con Gigena numero 4, quindi altro assetto provato da Crespi che ha un organico che gli permette tante soluzioni tattiche. Attenzione anche all'appena entrato Clarence Gilbert, che è un giocatore che non ha la taglia fisica di un playmaker, ma non è un playmaker, è essenzialmente un tiratore ed è molto più produttivo vicino a Pecile piuttosto che al suo posto, ed è quindi probabile che molti tiri da 3 punti verranno fuori dalle sue mani. È un giocatore che ti può far vincere ma che ti può far anche perdere nella giornata sbagliata. Roseto deve fare attenzione in difesa su di lui. Torna adesso Rannicco proprio per dare maggiore lucidità alla manovra rosetana. Adesso per Pesaro vedremo Beric da 4, impiegato da 4 perché ha un quintetto piccolo, Gigena da 4, chiedo scusa, non Beric. C'è un'infrazione di piede della difesa della Scavolini. Milic chiedeva a un compagno di tagliare per servirlo sotto canestro sull'aiuto. 37-29 più 8 Roseto che ha avuto un massimo vantaggio di 13 punti sul 37-24. Mini break di 5-0 firmato Beric Gigena, palla nelle mani dell'Euro. Milic va fino in fondo, Marco Milic, e non lo ferma nessuno. Un treno merci lanciato in discesa, Marco Milic, 12 punti per lui, l'addizione dell'Euro. Quando lui fa queste partite è davvero molto difficile per gli avversari qui in casa tenere la pressione che Roseto riesce a mettere. Lui sa giocare molto bene vicino a canestro, ha buoni movimenti in avvicinamento, è intelligente, sa creare opportunità per chi si libera su eventuali raddoppi e quindi fa la partita, la fa molto bene. Nonostante sembra un po' un reduce perché ha una fascia elastica al polpaccio sinistro e un laccio rotuleo al ginocchio destro. Marco Milic in settimana ha saltato anche un allenamento per via di questi dolori,
penetra e scarica Radosevic dall'angolo, dalla sua mattonella, finalmente Sartori. Sì, bravo Sartori, buoni minuti per lui, 3 i falli di Fajardo e anche 2 canestri importanti, uno prendendo un tiro che lui ha e uno proponendosi, e grazie a Marco Milic che lo ha servito in maniera deliziosa. Fallo fischiato a Ben Davis, terzo fallo Davis, attenzione perché Roseto ha 2 spade di Damocle appese sotto canestro, una per Beric, una chiedo scusa per Davis e l'altra per Fajardo. Luca. Purtroppo per il Roseto sì, entrambi i lunghi titolari sono gravati 3 falli, c'è di buono che Callahan ha ritrovato canestro e rimbalzi dopo diverse partite in cui era apparso appannato e che Sartori si sta sbattendo. Callahan, rimbalzo sull'errore di Beric, mano bassa è lo schema di Teemu Rannikko, 1 minuto e 25 all'intervallo, più 12 e palla a mano Euro che sta giocando a mio modo di vedere una partita superba in difesa soprattutto. Leggiamo questa zona di Crespi sulla penetrazione di Milic, a me sembra zona nella sistemazione, Lorenzo. Sì, è stata una zona che ha portato Lacey sul lungolinea di fondo a marcare Milic. Milic magari poteva andare dentro per far valere una maggiore rapidità di piede. Sartori per Rannicco, su Rannicco ora c'è Gilbert, ora credo che sia di nuovo mista, Rannicco sbaglia da sotto, poi il rimbalzo è di Gilbert, Gigena, Gilbert va al tiro da 3, corto, rimbalzo di Gigena, sbaglia, rimbalzo di Sartori, sbaglia e poi Gilbert strappa letteralmente la palla dalle mani di Sartori. Per Gilbert ci sono i primi 2 punti della partita. Peccato perché Sartori aveva già conquistato il rimbalzo, gliel'ha letteralmente strappato dalle mani Gilbert. Milic vuole l'isolamento per giocare schiena a canestro l'1 contro 1, penetra e scarica per Sartori, palla recuperata ancora da Gigena che come al solito ci mette del suo contro Roseto. Luca, sembra avere un perenne conto aperto questo Silvio Gigena con Roseto. Sì, lui è comunque una buona arma tattica dei suoi allenatori, può giocare 3, può giocare 4 tattico, prende diversi rimbalzi in attacco perché è un ragazzo sveglio, è, ripeto, una buona arma, si fa sempre sentire, è un gaucho, gioca con grande cuore e passione. In lunetta Gigena per 2 personali, Silvio Gigena, portato in Italia da Massimo Faraone a Livorno insieme a Samuele Podestà, il fratello Mario. I primi giocatori argentini a venire in Italia. 41-32, 1 su 2, 3 punti per Silvio Gigena, 25 secondi al termine del secondo quarto, 16 per chiudere questa azione. Radosevic spara da 3 e quando si alza la sua è una sentenza. 44-32, triplone di Miroslav Radosevic, quinto punto personale per l'ex giocatore del Turk Telecom Ankara, ora beccato in situazione di fallo da pallonetto, fallo di Radosevic, primo fallo per lui. In lunetta Clarence Gilbert, poi resteranno 5 secondi a Roseto per tentare una sortita. A segno il primo, 44-33 per Gilbert, terzo punto personale. 1-2 di Sartori, l'apertura per Radosevic, un secondo, Radosevic non va, termina qui il primo quarto. Roseto è a più 11, 44-33, Pesaro che ha segnato 18 punti nel primo quarto, 15 nel secondo quarto. Questo la dice lunga sulla chiave tattica di questa partita, fin qui Roseto la sta vincendo in difesa. Intanto andiamo con il riepilogo dei tabellini a metà. Luca. Sì, per l'Euro Roseto 2 punti Callahan, 4 Rannicco, Fajardo 4, Milic 12, Sartori 4, Radosevic 5, Moltedo 9, Ben Davis 4. Per la Scavolini Beric 8, Gilbert 3, Richardson 2, Gigena 3, Lacey 3, Pecile 5, Meghi 9. Sentiamo prima di dare la linea
per metà gara la regia da Lorenzo Settepanella se ha una sua chiave di lettura di questa gara. 44 euro, 33 scavolini. Lorenzo. Ma credo che abbiate detto tutto bene voi, cioè Roseto che finora legittima un vantaggio importante costruito con la difesa, quindi con la capacità di attivare la propria transizione micidiale. Roseto che si appoggia bene sulle ali di un Milic che non ha dall'altra parte una contromisura. Roseto che ha sofferto leggermente contro una difesa schierata che in questi ultimi possessi almeno sembrava una difesa uomo che poi diventava una zona dopo un paio di possessi, quindi Crespi ce la sta mettendo tutta per mischiare le carte, però per ora Roseto sta affrontando la gara nella maniera migliore. Bene, grazie anche a Lorenzo. Vi ribadisco il parziale di metà gara qui dal Palace Alara di Roseto degli Abruzzi. Euro Roseto 44, Scavolini Pesaro 33.
questo terzo quarto soprattutto, già 6 punti per lui dopo l'intervallo. È corto il suo secondo tentativo, 10 punti, 61-48 più 13 euro. Maggie, fallo di Davis, quarto fallo di Davis. Due tiri liberi per Maggie, time out in campo per la Scavolini. Esce Davis, entra Callan, breve conciliabolo della Scavolini, può darsi tenteranno un pressing. Cosa dici, Lorenzo? Ma sì, non è da escludere, perché è una delle armi di Crespi, il quale da grandissimo studioso di partite avrà visto che Roseto può soffrire il pressing, soffre l'aggressione fisica, quindi è probabile che cerchi di centellinare le energie dei propri uomini per riservarsi il pressing fino alla fine. 61-50, 2 punti di Maggie, che torna a segnare dopo un'eternità. Pensate, aveva segnato tutto il suo puttino nel primo quarto. Milic, Rannicco ha spazio per la tripla, questa volta non ha fortuna, palla che danza sul ferro e poi sputa fuori il pallone. Richardson va a tiro rapido, non intelligente la scelta di Richardson, ma è ancora in attacco e va a segno ancora con Richardson la Scavolini. 61-52, ricuce la Scavolini con il nono punto di Richardson. Ultimo minuto del terzo quarto, non muore mai Pesaro, ma questo lo sapevamo, Luca. Ci mancherebbe, Pesaro è nella conformazione del suo allenatore, uno che ci dà sempre dentro e ha questi ragazzi giovani, credo che difficilmente si lasceranno intimorire fino all'ultima sirena. Torna Malaventura per Pecile nella Scavolini con Albano che ha effettuato la rimessa. Malaventura che gioca a guardia, porta palla a Richardson, 40 secondi al termine del quarto, ovviamente per sfruttare il tiro da 3 di Malaventura. Eccolo innescato da Richardson ed ecco la tripla di Malaventura. 61-55, torna nuovamente a meno 6 Pesaro, torna nuovamente a meno 6 Pesaro, partita che non morirà mai fino alla fine, Lorenzo. No, ma le squadre di tutte le squadre di Crespi sono davvero dure a morire, perciò lui ha plasmato questo gruppo dandogli grande combattività e spirito competitivo, quindi non bisogna mai dare morta alla Scavolini fino alla fine. Parziale aperto di 7-0 per la Scavolini. In lunetta per 2 tiri liberi Diego Fajardo. Fin qui 6 punti personali per lo spagnolo. A segno con il primo. 62-55 più 7 euro. Che non deve mai mollare, non può permettersi mai di mollare. 2 su 2 Fajardo, 63-55, 8 punti, un 2 su 2 importantissimo quello di Diego Fajardo. 16 secondi, vuole andare a un solo tiro la Scavolini. Richardson, Beric, da 3 Beric, 63-58, tripla di Beric e Pesaro è lì. Pesaro è lì con il 12° punto di Beric, 63-58. Andiamo al riepilogo dei tabellini con Luca Maggitti. Sì, per l'Euro Roseto 2 i punti di Callan, 7 di Rannicco, 8 di Fajardo, 14 di Milic, 4 di Sartori, 5 di Radosevic, 13 di Moltedo, 10 di Davis. Per la Scavolini 12 di Beric, 6 di Gilbert, 9 di Richardson, 3 di Gigena, 3 di Malaventura, 7 di Lesi, 5 di Pecile, 11 di Maggie, 2 di Albano. 19-25 il parziale di questo quarto, Lorenzo. Ovviamente qualcosa è calato a livello di intensità in difesa, è evidente nell'Euro. Sì, è calato qualcosa a livello di intensità, Pesaro ha approfittato in maniera millimetrica di ogni errore, tutti gli spazi che si sono aperti in difesa sono stati puniti con dei tiri da 3 punti. Intelligente prima la mossa di Marco Crespi, togliere nell'ultimo minuto Pecile, quindi il suo regista titolare, per farlo riposare un attimo, non esporlo a falli stupidi e approfittare del tiro da 3 punti di Malaventura che poteva ricucire lo strappo. Bravissimo Richardson che sta prendendo letteralmente per mano i suoi nel corso di questa rimonta.
bravo anche Beric nonostante tutto in quest'ultima azione, perché dalle sue mani è scaturito il 3 punti del -5. Richardson è il leader spirituale di questa squadra, a Pesaro lo chiamano Norman the Storm, tanti anni fa ne hanno avuto un altro di Norman the Storm, si trattava di Norman the Storm Nixon, vale a dire il playmaker dei Los Angeles Lakers pre-Magic Johnson. Se vagamente ricorda Norm Nixon nello spirito di leadership, a Pesaro hanno trovato davvero un califfo. Comincia l'ultimo quarto di una gara davvero tutta da giocare. È ripreso il gioco, l'ultimo quarto, contesa vinta da Roseto, in attacco con Moltedo, da questi a Fajardo, Radosevic, torna in campo il tiratore al posto di Marko Milic, che va a tirare il fiato per essere poi fresco negli ultimi secondi. Buono l'assist di Moltedo per Fajardo, ancora un fallo su Fajardo, che continua a essere colpito sul naso dolorante. Quarto fallo per McGee, se non sbaglio. Il lunetta Diego Fajardo per 2 tiri liberi. A segno con il primo, 64-58. Due su 2 in doppia cifra Fajardo, 10 punti per lui, 65-58. Beric va a tiro da 3, Beric corto, rimbalzo di Fajardo, apertura per Rannicco. Rannicco poi vuole bruciare la difesa di Pesaro, ma sbaglia Rannicco e sbaglia proprio scelta. Radosevic commette un fallo a metà campo non fischiato dagli arbitri e Richardson va a tutto campo a fare l'1 contro 1, 65-60, scelta davvero discutibile e non da Rannicco soprattutto. Luca. Sì, si è buttato dentro, era solo, c'erano due pesaresi, ha sostanzialmente cercato guai. È Roseto che deve amministrare la partita e magari qualche scelta come questa è mal consigliata. Fallo di Albano. Non vedo cosa abbia da lamentarsi Albano, è un fallo abbastanza plateale e l'arbitro Zancanella lo va a redarguire giustamente. Non vedo cosa ci fosse da protestare onestamente. Quarto fallo anche per Cori Albano. Sicuramente lo ricordavo meglio ai tempi di Verona, Luca. Molto meglio, forse partire dalla panca gli fa male e comunque in una squadra così lui potrebbe anche giocare titolare. Rannicco, Radosevic in angolo, finta il tiro, va a trovarlo da sotto, sfonda Radosevic. Doveva tirare subito. Doveva tirare subito invece di esitare e andare a prendere guai sotto canestro. Doveva tirare subito lui che ha quel piazzato dall'angolo da tutte le posizioni, quindi non era un problema di aggiustare la mira. Meno bene Callan rispetto all'impatto del primo tempo, Lorenzo. Meno bene anche perché questo utilizzo a spizzichi e bocconi magari non gli permette di ambientarsi, ma anche perché c'è stato meno bisogno di lui perché McGee è un po' calato alla distanza e nel contempo Davis è riuscito a giocare tutto sommato bene amministrando i 4 falli. Davis che è tornato in campo. Davis che è tornato in campo proprio al posto di Callan. McGee carica molto bene, 3 secondi di Albano che ora ha commesso un errore clamoroso, ha provocato l'arbitro. Attenzione, un attimo. No, è incredibile quello che sto vedendo. Sta praticamente dicendo di cambiarlo. No, spiegami questa, Giorgio. Zancanella invita al cambio Crespi, com'è possibile? Non esiste nel basket, non puoi farlo. Credo che ci sia qualcosa nella maglia, nella divisa, perché non capisco cosa abbia fatto. Sinceramente non sono in grado di giudicare il perché, non può farlo assolutamente. Non può dire cambialo se non lo caccio perché sarebbe pazzesco, no? Però ha continuato a urlare Zancanella, cambialo, facendogli il segno del cambio. Secondo me siamo al meta humor.
Beric fa fallo, è già il terzo fallo di Pesaro. Lorenzo, hai visto qualcosa di più tu? Ma guarda, io ho visto Zancarella che intimava a Crespi, gli diceva essenzialmente cambia Albano altrimenti lo tiro fuori io, e credo che si trattasse di un problema inerente alla canotta, ai calzoncini, non so, però sai, fa sorridere questo protagonismo. L'anno scorso Zancanella, se non sbaglio, proprio a Udine Voleva il fischietto. sì, fate scendere quel fischietto, se no la gara non ricomincia. Solamente lui fa queste sceneggiate che onestamente sono abbastanza inopportune. C'è time out Crespi, 65-60, l'unico lato positivo, se vogliamo vederlo così in questo momento per Roseto, a parte il vantaggio, 3 falli di squadra Scavolini. Sì, 3 falli di squadra Scavolini, però la Scavolini senz'altro adesso cercherà di utilizzare i punti deboli di Roseto, cioè 4 falli di Davis, 3 falli di Fajardo. Spesso la palla andrà in pivot basso proprio a McGee per cercare di indurre Davis al quinto fallo e quindi togliere fisicità e una buona mano a Roseto vicino a canestro. Tanto Crespi non fa rientrare Albano, quindi vuol dire che non gli era così indispensabile. Evidentemente con Albano c'è malaventura con Richardson, Beric, Lesi e McGee nel quintetto di Pesaro. Radosevic si incarica di questa rimessa, esce dal blocco e riceve Rannicco. 8 minuti e 10 più 5 euro e palla in mano Radosevic. Nessuno va a fare il pick and roll con Radosevic, però anche questo credo sia un errore. Fajardo si arresta bene, Fajardo va al tiro però non gli riesce. Palla ancora recuperata da Pesaro, si resta sul 65-60, sempre più 5 euro, ma si dà un'altra occasione alla Scavolini. McGee va al tiro, McGee trova il canestro, meno 3, 65-62, ha fatto la formichina di fatto Pesaro e si è avvicinata in maniera preoccupante a Roseto. 13 punti McGee, meno 3 per la Scavolini, fallo ora fischiato la difesa di Pesaro a Ken Lesi. Luca, Pesaro è lì ora. Sì, Pesaro con grande sapienza non ha forse fatto nulla di eccezionale, ma Roseto è un po' calata e loro hanno rosicchiato punto su punto e sono lì, partita apertissima a 7 minuti alla fine. 7-27 lunetta Juan Manuel Moltedo. Forse il più continuo Moltedo. Milic a sprazzi è stato immarcabile ma non ha dato molta continuità. Moltedo mi è sembrato fin qui il più continuo. Lorenzo? Sì, lui è più continuo rispetto a Radosevic, ha anche un pochettino più di talento, più capacità di costruirsi il tiro. Prima, come dicevi tu giustamente, perché nessuno va a fare il pick and roll con Radosevic, e infatti è l'unico modo per mandare a canestro questo giocatore che deve tirare libero, non può costruirsi il tiro perché non è nelle sue corde costruirsi il tiro, è un micidiale tiratore piazzato. Intanto Pesaro è davvero dietro l'angolo, ridendo e scherzando ha costruito una rimonta davvero inaspettata. Da notare che Crespi in panchina sta dando la carica ai propri uomini, sta trasmettendo un grande spirito di combattività. McGee ancora, 15 punti per Aaron McGee, palla persa e fallo di Moltedo, fallo intelligente di Moltedo, ma Roseto ora è nel pallone e Pesaro è davvero lì che ha inquadrato nel mirino l'Euro. Ora il time out è di Phil Melillo, è il momento più difficile, più intenso, più drammatico sportivamente parlando di tutta la partita e Roseto non vorrei in questo momento, davvero non vorrei Lorenzo fosse un po' stanca. Ma Roseto non so se è stanca o è nel pallone o è priva di punti di riferimento. Il problema è che il suo vantaggio è stato mangiato lentamente nei minuti in cui Milic era seduto, controprova del fatto che la produttività della coppia Moltedo-Radosevic insieme non è assolutamente pari a quella invece caratterizzata dalla presenza di Milic con uno dei due alternativamente. Roseto ha bisogno di una bidimensionalità del suo attacco, cioè un giocatore più perimetrale e uno più bravo in avvicinamento, uno più bravo al tiro da fuori e uno più bravo in profondità. Adesso torna in campo Milic, Phil Melillo ci vuole vedere chiaro per rompere l'inerzia del momento favorevole di Pesaro, per cercare di dare lo sprint finale in questi ultimi 6 minuti e 50 secondi che sicuramente saranno incandescenti. Sembra di capire Lorenzo che la triade Rannicco, Moltedo, Radosevic in campo non ti convinca. Ma non è che non convince me, non è tatticamente ben assortita perché manca un giocatore in grado di creare qualcosa dal palleggio e creare qualcosa più in profondità.
Credo che fosse a zona Roseto. Milic intanto fa un numero di alta scuola. Milic 69-64, grandissimo numero di Marco Milic. Luca, Milic a questo punto deve tornare a essere protagonista di questa partita, perché è anche abbastanza fresco. Lorenzo, chiedo scusa, Melillo lo ha gestito bene. Sì, si è visto quando Milic è stato seduto, lo diceva già Lorenzo, non c'è questa qualità in un assetto con Moltedo e Milic. Diciamo che va meglio rispetto all'assetto con Radosevic. Intanto adesso 2-1-2, Pesaro, scusate, difende a zona. Ancora Milic, ancora Marco Milic, toglie le castagne dal fuoco dell'Euro. 18 punti per Marco Milic contro la zona. 2-1-2 ordinata da Crespi. Pandemonio al Pala Salara. Richardson, su Richardson c'è Milic ora. Lesi, Malaventura si arresta, va al tiro, lo sbaglia, il rimbalzo è conteso da Faardo e McGhee, rimessa Euro, time out Crespi, e se non sbaglio, Lorenzo, a 4 minuti e 31 secondi i due allenatori hanno già che 2 time out a testa. Questo significa, non dico perdere la testa, ma significa avere veramente una partita di scacchi più che una partita di pallacanestro di fronte. Sì, significa il più possibile cercare di dare un indirizzo tattico alla gara con largo anticipo, credendo che adesso si decida la partita dal punto di vista tecnico-tattico. Crespi si è messa a zona 2-3 o 2-1-2 con Lesi che fa avanti e dietro rispetto alla linea di fondo, ma la presenza di un giocatore come Milic ha già mostrato quanto sia importante avere un giocatore creativo con la palla in mano. Molto bravo è stato Rannicco anche prima, che ha resistito alla tentazione di tirare da 3 punti quando forse aveva un po' di spazio, è andato dentro, ha trovato le mani di Milic che hanno confezionato un canestro importantissimo con l'aiuto di Faardo, che avrebbe corretto in tap-in. Ricordiamo sempre che Davis ha 4 falli e ricordiamoci che Marco Crespi non si è dimenticato di questo, quindi il prima possibile cercherà di mandare a canestro McGhee proprio contro Davis. Bene, tuffiamoci in questi ultimi 4 minuti e mezzo, anzi 5 minuti e 20 di partita. Rannicco è tornata uomo Pesaro ora. Milic cambia lato per Moltedo, non ha coraggio a prendere il tiro Moltedo e ora è a zona, pensate. Moltedo da 3 punti, 74-66, tripla di Moltedo, 18 punti Moltedo. Pandemonio al Pala Salara. McGhee si svita su piede fermo, va al tiro, sbaglia, rimbalzo di Faardo, va fuori la palla ed è giusto, era fuori. Che sangue freddo Moltedo. Zancanella non si accontenta, vuole che gli si dia ragione. Lesi per Richardson, Beric da 8 metri, corto, rimbalzo di Rannicco, direi nell'occasione l'amico Miscia. Sì, lui ha preso un tiro mal consigliato, forse mal consigliato era anche il tiro di Moltedo, che ha esitato quando doveva tirare e ha tirato con un eccessivo senso di responsabilità e ha messo un triplone importantissimo. Ora tira da casa sua Moltedo e siccome in Uruguay è un po' troppo lontano sbaglia Juan Manuel Moltedo. 74-66, 4 minuti e 10 al termine di una gara che sta regalando tensioni, emozioni e quanto altro. Ora ancora Milic, vediamo chi è più veloce tra lui e Beric. La rimessa di Roseto con pallonetto. Ai ai ai, credo che si sia fatto male però Beric. Guarda, mi è piaciuto il gesto di Milic, la prima cosa di cui si è preoccupato, ha visto Misha Beric per terra, ha chiamato subito i sanitari perché contro il tabellone rischi di farti male. Sì, credo che abbia picchiato la testa, anche il pubblico ha fatto segno alla panchina di correre lì e questo va sottolineato perché c'è un grande odio sportivo, cestistico tra Roseto e Pesaro, ma
abbiamo visto tutti i tifosi chiamare la panchina di Pesaro. Si è fatto male Beric e anche adesso vedete c'è una piccola diatriba, il devi morire non è piaciuto a qualcuno della tribuna. Beh, ci mancherebbe altro, il giorno in cui si arriva a questo, si arriva ai conflitti etnico-razziali. Non scherziamo, adesso prendiamo il devi morire come una sciocchezza che si dice nei peggiori momenti, no? Però dai, insomma, c'è Misha Beric a terra, gli auguriamo davvero di non avere nulla di complicato e ripeto, dal pubblico a Milic tutti hanno subito avuto preoccupazione per il povero giocatore che insomma è andato contro i rotor e credo abbia avuto la peggio, che Milic ha avuto il tempo di girarsi sulla schiena, credo che Beric sia andato con il suo braccio destro a conficcarsi sotto i rotor, insomma posizione non gradevole. Speriamo davvero, purtroppo credo che ci voglia la barella per Beric, no, riescono a sollevarlo, peccato, ho paura che si abbia picchiato il ginocchio Beric, speriamo non sia nulla di grave, ma purtroppo credo che sia un problema al ginocchio, ha picchiato il ginocchio lì Beric, viene portato a braccia fuori dal campo e questo applauso davvero è da pelle d'oca, l'applauso del pubblico del Pala Salara per Misha Beric, viene portato nello spogliatoio immediatamente Beric, si lamenta molto, speriamo davvero e auguriamo al giocatore che di questo incidente conservi solo un brutto ricordo e nessun segno grave, ma credo che purtroppo il problema sia serio per Beric, noi ci auguriamo davvero che non sia tale. Anche la Croce Rossa ora è indirizzata dal tetto stampa dell'Euro Roseto Franco Francia del tunnel dello spogliatoio. Davvero i migliori in bocca al lupo a Misha Beric, mentre è stato sostituito da Silvio Gigena. Rannicco in possesso di palla, più 8 Roseto, 74-66, 3:50 al termine della gara. Rannicco, Davis, Moltedo, 10 secondi per chiudere l'azione, chiede palla Fardo, la riceve Milic, cerca di disorientare il proprio avversario diretto, va al tiro cortissimo, rimbalzo di Davis, bisogna andare al tiro, Moltedo da 3, non va, cadono i 24 secondi, palla recuperata da Pesaro. Di fatto non si segna da 1 minuto e mezzo e questo fa bene solo a Roseto, Lorenzo. Sì, perché il tempo continua a passare, Roseto non vede assottigliarsi il suo margine di vantaggio. Avrei giurato che sull'uscita di Beric quello chiamato a sostituirlo sarebbe stato Clarence Gilbert piuttosto che Gigena, vista una maggiore produttività nel tiro dalla lunga distanza. Non l'ha pensata così Marco Crespi, che vuole più disciplina tattica e maggiore capacità di lottare al rimbalzo offensivo. Roseto è a +6, però mancano 3 minuti e 20 che ovviamente nel basket sono un'eternità, la gara è ancora tutta da giocare. 3 minuti e 18, -6 dopo il canestro di Cori Albano. Rannicco in possesso di palla. Gigena ha già rifilato una gomitata assassina sulla faccia di Moltedo, che si tiene il naso. Davis non ha fortuna, ma c'è il fallo di Fardo, del quarto credo. Eh sì, quarto fallo di Fardo sull'errore di Davis dalla sua mattonella per giunta. Si soffrirà fino alla fine, Luca. Ma era il tiro che Davis doveva prendere, ben liberato da Milic, era la sua mattonella. Ovviamente purtroppo per Roseto ha sbagliato, Pesaro è lì, 6 punti di distanza, 3 minuti da vivere senza fiato. Richardson sul pick and roll di Albano, Richardson vuole andare fino in fondo, serve in angolo Gigena, il tiro da 3 di Gigena è sbagliato, poi il rimbalzo di Fajardo. Moltedo cerca di scaricare per Davis, poi da palla a Rannicco, da questi a Moltedo, finta il tiro Moltedo, vuole la penetrazione Moltedo, canestro buono e tiro libero aggiuntivo per il fallo di McGee. Dovrebbe essere il quinto fallo di McGee. Quinto fallo di McGee. 2 buone notizie quando per un attimo, va detta tutta, abbiamo tremato per uno sfondamento, Luca, c'è stato per un attimo un tremore. Sì, ma Moltedo ha fatto per la seconda volta la cosa giusta, dopo che non aveva infilato un triplone anche prima, ha scelto l'avvicinamento, il cambio di mano, ha le doti tecniche per farlo e è andata bene anche stavolta.
Grande azione di Moltedo, perché tira fuori dalla partita anche uno dei migliori, Aaron McGee. Tiro libero aggiuntivo, 20 punti per Juan Manuel Moltedo. Sbaglia il tiro libero aggiuntivo, restano 20 punti di Moltedo, 76-68. Pecile scarica per nessuno, palla dell'Euro, 2-16, brutta cosa di Andrea Pecile. Buon per l'Euro che recupera palla, Moltedo si incarica della rimessa, la serve nelle mani di Rannicco ed ora ancora palla all'uruguagio, uno degli ex insieme a Federico Pieri. Juan Manuel Moltedo è stato il migliore per continuità, io già adesso voto Juan Manuel Moltedo, con Milic questa volta un gradino sotto. Penetra e scarica ancora Rannicco, Moltedo da 3, airball, pallone recuperato da Lesi poi, 1 minuto e 53. Più 8 per l'Euro, palla in mano a Pesaro, Richardson da 3 sbaglia, Fajardo ma è più veloce Pecile a recuperare palla e poi va a realizzare Pecile. 76-70, 1 minuto e 41 al termine di questa gara palpitante per Pecile, 7° punto personale, ancora un pallone perso dall'Euro. Ancora un pallone perso dall'Euro, Richardson. Pallone per Gigena, segno Gigena. Time out Melillo ed è l'ultimo time out della gara, dunque Melillo se n'era conservato uno, ultimo time out. Lorenzo dal più 8 al più 4, qui non ci si riposa mai, mai. No, ma queste ultime battute dimostrano come basti distrarsi poco a poco e adagiarsi sugli allori per vedere dilapidato un vantaggio che sembrava, non dico rassicurante, ma già quasi una piccola ipoteca sul risultato finale. Moltedo ha fatto delle cose belle, delle cose francamente evitabili, un tiro da 3 punti forzatissimo che non ha preso giusto l'aria e poi una penetrazione forzata che ha regalato il pallone alle mani di Lacey. Quanto è bravo dall'altra parte Pecile, prima è andato a conquistarsi un rimbalzo offensivo, quindi ha depositato dentro il canestro del -6 e poi ha creato l'opportunità per il -4, quindi Pesaro, come dicevamo prima, che non muore davvero mai. 1 minuto e 25 di passione per portare a casa questa partita che è davvero difficile, come pensavamo in realtà. Intanto al grido Vetenota Zà, la curva costringe il palazzetto ad alzarsi in piedi. Luca, forse è giusto così, anzi senza forse, giusto così. Beh, il palazzetto così pieno a 1,20 può dare il colpo di reni finale alla squadra perché è pieno ed è un bello spettacolo. Passi di Davis e credo che anche questa volta gli arbitri hanno visto bene. 76-72, minuto e 10, passi di Davis. Non bisogna mollare, non bisogna mollare, non bisogna mollare. 70 secondi di passione col cuore in gola. Albano da 3 sbaglia, rimbalzo stellare di Davis. Ultimo minuto di gioco, Albano ha sbagliato da 3. È andata bene che gli ultimi 2 tiri da 3 di Pesaro li abbiano presi Gigena e Albano, Lorenzo. Sì, che onestamente non sono proprio degli specialisti, soprattutto Gigena, ma Pesaro ha giocato molto bene questi palloni finali, al contrario di Roseto che invece ha fatto delle cose abbastanza censurabili. Mamma mia ora, canestro e fallo di Moltedo, di Pecile, canestro e fallo di Pecile. O gli tagli il braccio oppure lo fai andare. Un fallo con una cattiveria addomesticata in questo modo onestamente non andava fatto, secondo me. Il fallo lì deve essere di quelli che non ti fanno fare canestro. Assolutamente sì, -1 Pesaro. -1 Pesaro. Incredibile epilogo di questa partita, 25 secondi. Roseto non può tener palla fino alla fine perché c'è discrepanza. Rannicco sceglie di andare per un tiro comunque, ci sono 3 secondi scarsi, anzi 3 secondi abbondanti di discrepanza. Raddoppiato in maniera fallosa Rannicco da Pecile, andrà in lunetta Rannicco con un pallone che pesa come una palla medica ora.
a 11 secondi dalla fine Rannicco in lunetta. Che partita, che finale di partita soprattutto. Buono il primo, un'esplosione di gioia, un'esplosione, 11 secondi, poi avrà Pesaro. C'è il secondo tentativo di Rannicco. È finlandese Rannicco. Rannicco è finlandese, 9 punti. Rannicco è finlandese, recupera solo ora palla Richardson. C'è il fallo di Milic. Fallo intelligente di Milic perché a 8 secondi manda Richardson in lunetta per 2 tiri liberi. Manda in lunetta Richardson per 2 tiri liberi, lui che stava andando per il tiro da 3 punti della parità, o lui o per cercare Becile, ma sempre per un tiro da 3 punti. Adesso addirittura dice lato l'arbitro. A lato perché questo era il quarto fallo. Richardson da 9 metri sbaglia, rimbalzo Fardo, è finita! È finita! Si porta a casa la vittoria con Pesaro, 78-75 sull'errore da 3 di Richardson. A fil di sirena il rimbalzo di Fardo e Fardo porta a casa il rimbalzo. Finisce 78-75, la partita la decide Rannicco, che non a caso è finlandese, e quando qui faceva un caldo boia lui sentiva un freddo incredibile. Lorenzo. Sì, nelle mani del ragazzo più giovane, anche quello magari meno abituato a atmosfere così caratterizzate da così grande tensione, lui ha risolto la gara con un 2 su 2 importantissimo, fondamentale. Importantissimo Moltedo per i punti, importante Milic per il break, importante Rannicco per la freddezza. MVP 2 su 2 finale. Io dico Marco Milic tutto sommato, perché Moltedo ha sporcato la sua palma di MVP con qualche sciocchezza nel finale. Quando proprio la gara era più difficile, Milic l'ha decisa di più, secondo me. Andiamo al riepilogo, Luca. Sì, per l'Euro Roseto ci sono 2 punti di Callan, 9 di Rannicco, 10 di Fajardo, 18 di Milic, 4 di Sartori, 5 di Radosevic, 20 di Moltedo, 10 di Davis. Per la Scavolini 12 punti di Beric, 6 di Gilbert, 13 di Richardson, 5 di Gigena, 3 di Malaventura, 7 di Lesi, 10 di Pecile, 15 di Meghi, 4 di Albano. MVP per te? È dura, se la giocano anche questa volta i Dioscuri, no? Castore e Polluce, Moltedo e Milic, che entrambi hanno avuto momenti di appannamento, ma insomma hanno fatto la partita. Bene, io vi ribadisco il finale qui da Roseto degli Abruzzi. Euro Roseto batte Scavoli di Pesaro 78-75 da Giorgio Pomponi, con un saluto e un ringraziamento anche da Luca Magitti e Lorenzo Settepanella, a tutti i telespettatori ovviamente di ATV7 e TV6. Euro Roseto 78, Scavoli di Pesaro 75.